Un bilancio sull'attività dell'Associazione Migrantes lo abbiamo fatto con Mariella Guidotti, responsabile ad Agrigento del progetto denominato Solima. Si tratta di uno sportello legale e sociale per i migranti, un team di lavoro e ricerca a supporto di chi arriva nella nostra terra, un lavoro quotidiano fatto di ascolto, di informazione, di orientamento per i cittadini stranieri, offrendo anche consulenza socio-legale e l'indirizzo ai servizi territoriali. L'iniziativa sorge in collaborazione con un team di assistenti sociali e di avvocati, perché si intende con questo progetto offrire un appoggio di informazione, orientamento e consulenza per quanto riguarda gli aspetti legali e di orientamento ai servizi del territorio, in cui i migranti trovano tante difficoltà, un po' a motivo delle lingue che non conoscono perfettamente, un po' per la complicazione della burocrazia e anche molto perché ci trovano resistenze presso gli operatori e gli impiegati. Quindi noi vogliamo semplicemente fare da facilitatori perché possano inserirsi in questo ambiente. Allora, purtroppo il Covid, come si diceva, ha un po' penalizzato le nostre attività, perché un aspetto del progetto Solima è anche quello di proporci al pubblico, nel pubblico, con delle riflessioni più approfondite riguardo alla presenza dei cittadini stranieri nella città. Infatti noi crediamo che la coesione sociale, la pace sociale e il benessere di tutti passi attraverso l'inclusione e non l'esclusione, come invece sta avvenendo anche, per esempio, con queste direttive di non volere le comunità vicino ai centri abitati. No, non è questo. Trattando bene le persone si può avere una interazione positiva per tutti, a servizio di tutti. Quindi noi volevamo proporci con delle iniziative, per esempio la presentazione di un libro già tutta predisposta, che però purtroppo non ha potuto aver luogo a motivo del Covid. Il team da chi è formato? Il team, come dicevo, è formato da un gruppo di 7-8 persone, sono 3 avvocati e 4 assistenti sociali che si alternano, poi ci sono altre 2, insomma è quasi tutto volontario, un lavoro volontario, quindi naturalmente si va avanti secondo i ritmi di questo volontariato. La sede, un numero di telefono, qualcosa, diciamo, per mettersi in contatto con voi? Sì, la sede è nell'Istituto Gioeni, quello che era un tempo la scuola dei Salesiani. Ci sono recuperati alcuni spazi a pian terreno, sono stati ristrutturati, è un po' fuori mano però è centrale. E noi operiamo molto anche sul web, attraverso dei filmati in cui in italiano e in inglese si danno informazioni circa le disposizioni riguardo ai permessi di soggiorno o altre modalità, e questo ci fa arrivare anche lontano, quindi ci chiamano anche da varie parti d'Italia per chiedere informazioni. Del resto questo era anche il nostro obiettivo, cioè essere a servizio di questo, grazie ad un telefono. E qui c'è l'assistente sociale Carmela Carbone che è sempre presente, sempre risponde a questo telefono e poi si riceve per appuntamento. Sì, per il numero si può fare riferimento, chi ha bisogno è 379 123 5317. Ecco, questo è il telefono di riferimento,